Siamo a Pratosardo e oggi ha piovuto tutto il giorno, però per un attimo sta lasciando un po' di tregua. Quindi ho visto questa casetta e mi sto addentrando per visitarla. Non vorrei però. Non so se da che parte si entra, proviamo. Adesso provo ad entrare e poi riprendo. Siamo praticamente sulle linee del treno, vedete? L'entrata dovrebbe essere di là, ma noi adesso vediamo un pochino come strutturare la cosa. Dovrebbe essere la stazione ferroviaria, vedete? Eccoci qua, sì, la via più semplice. Credo che sia tutto murato, ma proveremo a entrare. Oh, attenta ad entrare. Questi sono vecchi chiodi. Allora, dobbiamo entrarci. E vedere un po'. Allora, sì, di qui si entra perché è tutto murato, quindi dovremmo saltare. Un secondo solo. Sono riuscita ad entrare. Atena, rimani qui, eh? Allora. A te, aspettami qui un attimo, eh? Qui c'è un forno.
Atena, adesso amore. Bene, adesso arriva. Allora, questo è quanto. Vediamo un po' se c'è altra parte. Siamo riusciti a uscire. Come indietro, Ate. Ate, vieni di qua, mamma. Ci sono le rose. Quella è la finestra. Che abbiamo visto prima chiusa. E questo è quanto. Vorrei vedere cosa c'è da questa parte. In questo cancello. Su questo cancello c'è un terreno. Un cancelletto. Sì, sono praticamente tutto relativo sempre a quella casa, che era una casa delle ferrovie, del capostazione, qualcosa del genere, tipo stazione, sì, stazione di Prato. Boh. Comunque, qui il treno ancora passa. Andiamo a posto. Allora, anche questa l'abbiamo fatta. Iscrivetevi al canale. E oggi c'era brutto tempo, poi ha fatto uno squarcio di sole, ne abbiamo approfittato per visitare questa casetta che vediamo sempre di solito tornando da Prato, perché non diamo mai per scontato le cose che vediamo sempre sono lì abbandonate. Buona visione per i prossimi video, appena fa bel tempo ci organizzeremo per fare un'escursione e conoscere tutti, chi vuole dei miei iscritti venire. E grazie, buona giornata. Speriamo che arrivi il bel tempo, perché come dice mio marito, la Sardegna senza il sole è come Roma senza il Colosseo.